Non era mai capitato che un console onorario generale fosse confermato in carica all'età di 95 anni compiuti. A battere questo ennesimo record ci ha pensato a Venezia il capitano Ferruccio Falconi, nativo di Massa Carrara, ma veneziano d'adozione, comandante di navi ed ex capopilota della Corporazione Piloti dell'Estuario Veneto, profondo conoscitore della nostra laguna. Falconi non andrà in pensione dalla carriera diplomatica, riconfermato in servizio come console generale onorario dell'Esoto, un paese del Sudafrica con oltre 2 milioni di abitanti. Per altri 5 anni Falconi avrà giurisdizione in ben 4 regioni, ovvero Veneto, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige ed Emilia Romagna, diventando così il componente del corpo consolare più anziano al mondo. E io non volevo, ero stanco di fare anche il console generale perché anche lì è impegnativo e a 95 anni mi hanno detto tutti è un record perché nessuno al mondo, nessun rappresentante diplomatico consolare ha questa età mia e considero che sia un onore per Venezia, per me e per la mia famiglia. Continua l'impegno per il suo Museo del Mare. Ho creato questo museo unico al mondo perché è museo attivo dove tutto si può toccare. Qui le correnti galvaniche le faccio vedere dall'usura degli anodi che cosa produce la corrente galvanica. Bisogna saperle queste cose. Noi le impariamo a scuola, le consolidiamo navigando e poi le sviluppiamo anche qui attraverso il museo.